Non ci ha pensato molto ad estrarre il taglierino e ad aggredire la sua rivale, una lite in mezzo alla strada che poteva avere conseguenze ben più gravi, quella avvenuta mercoledì sera in via Ugo Foscola a Padova, a pochi passi dalla stazione che fino al 19 febbraio è ancora zona rossa. Una ventenne è stata accoltellata da una sedicenne al culmine di uno scontro violento. A terra sanguinanti, i fendenti l'hanno colpita alle mani e all'orecchio. È stata soccorsa dai medici del 118 chiamati da alcuni passanti che hanno assistito all'accoltellamento. La minorenne, armata di coltellino, invece è stata bloccata dagli agenti della polizia locale che l'hanno portata al comando per l'identificazione. Sarebbe già nota e con numerosi precedenti. Sconosciuti i motivi del litigio che hanno portato all'aggressione, le due ragazze sono state viste urlare ed azzuffarsi in mezzo alla strada. La sedicenne verrà denunciata. Purtroppo continuano ad essere frequenti episodi di violenza giovanile in città e soprattutto femminile. Nei mesi scorsi alcune minorenni sono state colpite da Daspo e allontanate dalla città di Padova dopo aver creato panico in stazione per settimane, aggredendo e picchiando un disabile e una barista che non le voleva far giocare alle slot machine. Una di loro è stata anche arrestata.